Ancora ben trovati, Ivan Scinardi ed Eliana Chiavetta, saremo con voi fino alle 11, ma è arrivato il momento di prepararci a un film in uscita in sala il 2 aprile, si intitola Il Vangelo di Giuda, la regia è firmata da Giulio Base, abbiamo l'onore di averlo in collegamento qui con noi. Bentornato Giulio. Ciao, buongiorno per l'invito, è sempre un piacere essere con voi. Grazie. Ci sentiamo un po' minori rispetto a quello che è uscito stamattina sui principali quotidiani. Non è un caso se hai pubblicato un post con questo poker d'assi tra Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero e Il Giornale. Segno evidente, mi sono gustato anche la tua intervista da Maria Venier domenica. Giulio, come stai vivendo questo momento così veramente magico in vista del 2 aprile? Con grande ringraziamento verso il cielo, mettiamola così. Bravo. Ringrazio di questi momenti che la vita ti può regalare. Tutti mi stanno scrivendo che è il mio film più bello, del fatto che arrivi questa cosa a 61 anni, come dire, ti dà ancora più gioia nella consapevolezza poi, no? Che è tutto frutto di lavoro, di sacrificio, però davvero tanta gioia. Mi sembra di volare un po' sopra così, camminare sopra la terra, ma ovviamente faccio anche gli scongiuri, perché poi dagli sconfinati traguardi si finisce sempre a pericolosi tracolli. È vero. Senti Giulio, in 61 anni hai fatto un percorso veramente importante, si dice che c'è un tempo per tutto. Questo film segna quasi una rivoluzione anche in termini di metacinema e di linguaggio cinematografico. Mi riferisco soprattutto al fatto che rinunci quasi completamente ai dialoghi per dare spazio a un flusso del racconto, ma mi piace riportare quello che scrivono i giornali, un racconto che diventa liturgia, invocazione e talvolta bestemmia. Bestemmia forse, spero di no, diciamo che effettivamente Giuda si pone in tale un tale conflitto in qualche modo anche con la persona che lui ha amato per quei 3 anni di cammino e di avventura insieme, da quando Gesù l'ha chiamato a quando poi lui l'ha tradito, no? È stata un'avventura meravigliosa, lui amava immensamente il suo maestro, talmente tanto che alla fine nel mio film gli fa dire: perché mi hai tradito tu a me, perché mi hai fatto credere di essere immortale? Quindi diciamo c'è una specie di rivoluzione, Capovolgimento. sì, il salto mortale triplo che ho fatto, come dici te, è stato uno che il protagonista non si vede mai, quindi Giuda non si vede mai, e poi c'è questa mancanza di dialoghi e noi siamo completamente immersi nella testa di Giuda, nel suo flusso di coscienza raccontato dalla meravigliosa voce di Giancarlo Giannini. Quindi continua questo meraviglioso connubio che parte già da Albatros, questo film che hai dedicato anche, mi piace immaginarlo, al giornalismo, ma questa voce così meravigliosa di Giannini noi la regaliamo, la doniamo al nostro pubblico grazie al trailer del film. Eliana? Diamo spazio anche alla musica, come dobbiamo sempre fare alla radio. Ascoltiamo Noemi con la sua Amen e subito a seguire il trailer di Il Vangelo di Giuda. Oggi ho ucciso uno che credevo fosse Dio, uno che credevo immortale. Con i miracoli puoi comprare la folla, con la compassione la conquisti. La forza maligna è dentro di noi. Io ti ho ucciso, maestro. Mi perdoni? O sei forse tu che dovresti chiedermi perdono? E oggi raccontare il cinema alla radio è ancora più significativo perché casualmente stiamo raccontando film che in maniera diversa hanno un aspetto preponderante della musica, almeno così mi sembra. Siamo in collegamento con Giulio Base. Se penso al Vangelo di Giuda, non è che immediatamente uno dice vabbè, sentirò una colonna sonora rockettara.
Sì, ma ho scelto questo brano rock per i titoli di testa e di coda proprio per dare questa idea di rompenza di quello che si racconta. In realtà poi nel corso del film non c'è nessuna musica extra-diegetica, okay. Non c'è nessuna musica di commento, ma c'è soltanto musica suonata dal vivo dai musicisti, che in questo caso erano attori, che diciamo suonavano come i veri orchestrali nei pezzi musicali che davvero c'erano. Non lo so, c'è una scena in un postribolo dove c'era un'orchestrina e suonano loro, c'è un funerale e suonano loro, c'è, che ne so, la festa di Erode, la famosa festa dove Salomè fa il ballo dei 7 veli e suonano loro. Non c'è nessuna musica di commento, tranne, ripeto, nelle teste di coda questo bellissimo brano rock per dare l'idea di questa forza che il film vuole. Ma sai Giulio, ieri pomeriggio mentre preparavo questa intervista ho preso mia moglie e l'ho messa davanti al monitor, le ho fatto vedere questo trailer, lei mi ha guardato e mi ha detto: Ivan, Giuda era rock. Questa cosa nella sua semplicità, cioè, perché lei si sente rock, no? Quindi questa cosa di avere tratteggiato questo personaggio così controverso, no? Giulio, sai che il nostro target d'ascolto è composto da tanti giovani in formazione che studiano cinema. Quando hai scritto questo film, oltre a questo cast stellare che hai scelto e che veramente è un atto d'amore nei tuoi confronti aderire a un progetto così, passami il termine, rivoluzionario, raccontami questo tuo percorso dalla scrittura alla realizzazione, ovviamente in grande sintesi. No, certo, ma guarda, la scrittura è stata meravigliosa, è stata veramente un momento molto bello, perché tu sai che mi piace studiare, quindi riaffrontare i testi sacri, rivedere il Vangelo apocrifa, cercare di mettermi nei panni di Giuda è stata una grande avventura. Rispetto al cast devo ringraziare la produttrice Tiziana Rocca che ci ha creduto Agnus Dei. Agnus Dei Production. Io in qualche modo cioè il fatto che parla solo Giuda in questo film, nel flusso di racconto, non ci sono battute di altri attori, quindi io dicevo, facendo anche l'attore, se a me mi arriva un copione dove non c'è scritta nemmeno una battuta, ma come posso dire sì, come possiamo mandare questo copione a questi attori? Invece evidentemente la scrittura era di tale livello, almeno tutti ci hanno detto così, che era talmente singolare il progetto, era talmente di qualità la scrittura, che loro hanno aderito. Per la prima volta, diciamo, ormai ho 21 film alle spalle, non abbiamo avuto nessun no. Tutti i copioni che abbiamo mandato è stato sì immediato, e evidentemente c'è qualcosa in questo progetto di unico, mettiamola così. Poi il film può piacere o no, per carità, non voglio dirvi da solo, però certamente è un film che ha una precisità particolare, anticonvenzionale, mai visto. Ricordiamo anche Minerva Pictures, Rai Cinema, in coproduzione, non riesco a pronunciare questo nome, dillo tu Giulio. Agrizinna Banda, tra l'altro è la produzione polacca, ecco, una curiosità. Dai. In Polonia ci sono 300 sale cinematografiche, noi siamo fuori in 136 sale, quindi quasi la metà delle sale polacche hanno il nostro film. Era proprio la domanda che volevo farti in chiusura di collegamento, Giulio. Ecco, la distribuzione. Tu andrai in tour, io spero di vederti a Palermo, chissà se verrai a presentare il tuo film, ci teniamo tanto. Al momento a Palermo no, però sarò domani a Milano, dopodomani a Torino, venerdì ad Asti, e dopo Pasqua a Napoli, Cosenza, Reggio Calabria, poi torno al nord. Qualche uccellino mi dice che sarai a Taormina a giugno. Sì, permettimi di salutare tua moglie, veramente siamo tutti molto, molto contenti. Ricordiamo anche il sostegno della Calabria Film Commission, quindi Giulio, grazie. Tutto il film è girato lì in Calabria, quindi è anche un set abbastanza nuovo per questi tipi di racconto. Di solito siamo abituati ai Sassi di Matera, no? Pasolini, Mel Gibson. Certo. Questa volta abbiamo fatto in Calabria, dove la Calabria. abbiamo trovato veramente un'accoglienza meravigliosa.
diciamo come pre-lancio anche da questa copiosa rassegna stampa non male, ci aspettiamo davvero un grande debutto il 2 aprile. Eliana, andiamo tutti al cinema, è la settimana santa, questo è il film che vi consigliamo con un maestro come Giulio Base. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Evviva. Buona giornata. Ciao.